I carabinieri della locale stazione di Licata hanno deferito in stato di libertà alla competente procura della Repubblica di Agrigento un uomo di 33 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, e ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività era scaturita da un controllo del territorio durante il quale i militari hanno notato l'uomo nei pressi della propria abitazione. Il comportamento assunto alla vista della pattuglia ha indotto pertanto gli operanti a procedere a una perquisizione personale e successivamente a casa. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente 22 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, 2 grammi di crack, suddivisi già in dosi, nonché materiale per la pesatura delle sostanze stupefacenti, 2 dispositivi telefonici ritenuti riconducibili all'attività illecita. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro giudiziario. L'episodio si inserisce nell'ambito dell'attività di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'Arma dei Carabinieri sul territorio anche durante il periodo della festività a tutela della sicurezza della collettività. Per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare eventuali effettive responsabilità.